amici. Rieccoci, andiamo da Denis, redazione Denis, dalla Manica. Denis. Sì, solo per leggere insomma altri aggiornamenti per quanto riguarda le reazioni delle forze politiche, perché ha scritto un post che possiamo anche andare a vedere Luigi Di Maio sulla propria pagina Facebook in cui sostanzialmente, anzi letteralmente dice: le regole della democrazia sono molto chiare, la volontà popolare rappresentata dalle forze presenti in Parlamento, il cui mandato ricevuto dagli elettori non è stato quello di un governo tecnico, ma, lo ribadisco, è stato quello di proporre un governo politico al Paese che rispondesse alle esigenze degli italiani. Nel 2018 il Movimento 5 Stelle ha preso il 33% dei voti, in Parlamento siamo la forza politica più grande e, come abbiamo già dimostrato, siamo determinati. Scusa se ti trovo, perché Maurizio Conte dice che è vecchio questo post. Di che data è? Quante ore fa? No, delle 21:49 di questa sera. Non è tanto vecchio, Conte. Vabbè, sta facendo ammuina, come si dice a Napoli. Rispetto a Crini prima. Però non è vecchio, insomma, dai, 21, insomma, stiamo parlando di 21:49, un'ora fa, mamma mia. Ma non sono inconciliabili. Ma quel Crini? E quindi è modificato. No, ma sono conciliabili. Sono conciliabili. Andiamo avanti. Sono quelle parallele, cos'erano? Insomma, la conclusione è: dobbiamo mostrarci compatti, serve unità, nessuno provi a dividerci. Insomma, io capisco anche Conte, però insomma, sinceramente stiamo parlando forse di un quarto d'ora di distanza l'uno dall'altro, insomma, perché erano circa le 10 quando abbiamo letto la nota di Crimi, insomma, il tempo è quello. Sì. Ecco, diciamo che in nome di Conte, perché ce ne sono tanti Conti in Italia che qui non ne capiamo più nulla. Andiamo no, hai ragione. Il Conte è quello che conta, ce l'abbiamo noi in studio. Bene, andiamo avanti, Denis. No, ecco, questo insomma era solo per specificare questo, che insomma è abbastanza rilevante, visto che è una pubblicazione ufficiale di Luigi Di Maio sulla propria pagina Facebook. Bene, andiamo avanti con i messaggi. Sì, possiamo andare a vedere 4 messaggi dei nostri telespettatori. La gente è arrabbiata perché non li abbiamo mandati in onda, ha ragione. Andiamo? Mi ha scritto Patrizio, un amico partita IVA per dirmi che è stato ristorato. Scoppelliti, io capisco il suo entusiasmo, capisco il suo, io l'ho avuto ospite e gradito ospite spesso, capisco il suo entusiasmo questa sera, non l'ho mai visto così entusiasta. Prego Denis. Sono euforico. Entusiasta, chiamiamolo così. Denis, vai. Ieri il presidente Mattarella, nominando Draghi, doveva anche sciogliere le Camere e mandare via tutta la politica, sia di destra che di sinistra. Hanno fallito tutti. È possibile. E poi ancora, andiamo a vedere un altro messaggio di un altro telespettatore. Assistiamo al fallimento della politica. Prima andate tutti a votare, ora non si può. Migrazioni da un gruppo all'altro, chi va in Arabia Saudita elogiandola per il costo del lavoro dove vige la pena di morte per decapitazione, ora per incapacità lasciano l'Italia ad un tecnocratico. Buona fortuna Italia, da parte di Stefano. Sa chi è che ha dato l'Ivero Scoppelliti? Sì, ha fatto bene. Avanti. 80.000 euro. Ma chi lo vuole Draghi? Conte è una persona onesta e competente, è l'unico che pensa al bene degli italiani. Questo è il messaggio di un altro telespettatore. Andiamo con l'ultimo per questo blocco. Renzi si deve vergognare, non gli era bastata la figuraccia del referendum, evidentemente al peggio non c'è mai fine. Ritorniamo a Bertì. Allora, Patrizio, adesso qui la situazione, l'abbiamo capito, è una situazione drammatica, ha ragione tutti nel ragionamento che è una cosa che non è mai successa dopo guerra, dunque una crisi davvero, non c'è un aggettivo per definirla, però bisogna risolvere questo problema. Ha detto ci saranno gli ammortizzatori sociali, ecco, se il governo verrà formato, giustamente l'ha detto, vedremo, perché qui da un minuto all'altro ne cambiano tutti i colori, si aspetta davvero che cambi letteralmente il modo di gestire gli italiani da come è stato gestito finora. Ho parecchi dubbi adesso, dopo quello che stiamo vedendo ho parecchi dubbi che mi sa che dovremo arrangiarsi da imprenditori e cercare di far squadra tra di noi, perché il governo ha dimostrato di non essere in grado di dare le risposte che noi aspettiamo ormai da febbraio dell'anno scorso. Ma non è fiducioso Siamo di Draghi? stati abbandonati a noi stessi. Siamo stati abbandonati a noi stessi, noi siamo chiusi per decreto, c'è una grande pandemia, siamo responsabili, però qualche volta ci hanno preso anche in giro, perché prima ci hanno detto metti in sicurezza il tuo locale,
spendi i soldi per sanificarlo, metti i distanziatori, fai entrare una lavora. Abbiamo fatto tutto e dopo ci hanno chiuso. Però mi scusi, non è il governo che vi ha preso in giro, è il virus che vi ha preso in giro, perché è difficile controllare una guarda situazione che non di è il virus che ha dato queste normative, le ha date il governo e noi le abbiamo... Allora, il virus non ha fatto 450 decreti legge, DPCM, ordinanze dal primo marzo al 31 dicembre, 450 che necessitano adesso di ulteriori 600 decreti attuativi. Finisce Bertì, poi andiamo, lasciamo finire Bertì. Allora in questa situazione dove non abbiamo avuto risposte e dove le abbiamo cercate, perché abbiamo sempre cercato di essere responsabili con questa pandemia, non è che noi non abbiamo detto no, non esiste, non siamo assolutamente negazionisti o robe di questo tipo, però chiaramente in questa situazione noi abbiamo dovuto anche anticipare con tutte quelle che sono state le nostre risorse, anticipare anche le casse integrazioni perché sono arrivati in ritardo, abbiamo dovuto colmare anche qualcosa, adesso non ce la facciamo più, questa è la verità, adesso bisogna agire. Adesso sarà Draghi, bene, deve prendere in mano la situazione e dare le risposte che le piccole e medie imprese aspettano da tempo. Sentite, siccome sono quasi in conclusione, devo farvi vedere anche un servizio e anche lo consiglio ai nostri telespettatori come funziona il vaccino, così abbiamo fatto un filmato davvero molto comprensibile da parte di tutti. Non avete paura che diventi un problema sociale? Economico lo è, sanitario lo è, e non avete paura, perché questa sera non abbiamo parlato, che potrebbe diventare, se qualcosa non viene sistemato rapidamente, anche un problema sociale? Lo è già. Bravissimo. Infatti. Un problema sociale intendo anche sotto un'altra forma di protesta. Guarda che andate a vedere nei mense cosiddette dei poveri. Andate a vedere. Sì, non in questo senso, io dicevo in un altro senso, spero sia stato, non vorrei però... Più pericoloso. Scontro sociale, chiamiamolo più pericoloso. Così. Io intendevo questo. Non sento di seguire il Presidente Bertin nel dare una colpa al governo. È un problema enorme, è un problema che condividiamo con gli altri paesi che hanno governi diversi e che hanno problemi molto simili. E che hanno gestito meglio. Ma chi l'ha detto che l'hanno gestito meglio? Ma parli con un commerciante inglese. Ha detto il rappresentante del PD che serve un governo all'entità, l'ho detto adesso. Ma io sto dicendo che il problema ce l'hanno in Inghilterra, ce l'hanno in Francia, con dei governi di colori diversi e il problema è uguale. Stiamo affrontando una situazione con la riduzione del 10% del PIL. Si è creata povertà, non possiamo fare una colpa al governo, non l'ha gestito bene, si poteva gestire meglio, può darsi, però... Forse possiamo accusarlo di iperattivismo con i 600 decreti di cui parlava Mason, ma non che non abbia fatto, questo non si può dire. Poi, voglio dire, c'è sempre il meglio. Però io credo che le risposte siano state date con tempestività. Io credo che mai siano stati dati soldi alle imprese con la rapidità con cui sono stati dati in uno dei ristoranti. Il mercoledì per la domenica. Il decreto di domenica sono stati bonificati il mercoledì. Non era mai successo prima. Non era mai successo prima. Riconosci il buono e io ti riconosco il cattivo. Non so il problema. Patrizio, sono consapevole del problema, ma non possiamo fare una colpa al governo, voglio dire. Era talmente grande la colpa. A chi la devo fare? Al virus purtroppo. Perché è il virus che ci impedisce di venire nel tuo negozio a comprare. Guarda Arturo, allora abbiamo colleghi... No, ma aspetti un attimo, perché Lorenzoni va bene, è colpa del virus, come diceva però le mascherine è colpa di che non sono arrivate, qualcuno ci ha fatto la cresta, non il governo chi l'ha fatto, qualcuno. Ma sarà stato qualche commerciante che ha fatto la cresta. Siringhe, ma non lo so. La gestione l'ha fatta il governo. L'ha fatto il governo, era il governo che vendeva le siringhe. No, è stato, le ha acquistate, le mascherine abbiamo visto, dai. Sarà stato un commerciante che ha fatto la cresta, non lo so. No, è stato il governo. È il modello di autocertificazione, Giorgio, il modello di auto, ci hanno preso in giro 5 modelli diversi di autocertificazione in 20 giorni dal Ministero dell'Interno. Però lasciamo perdere, posso farvi la domanda? Non ti vedevi più in giro. E Zaia quante volte ha cambiato opinione nell'arco di un giorno dopo l'altro? Esatto. In una settimana aveva cambiato opinione 5 volte, chiudi, apri, anche lui. Tutti ci siamo trovati in difficoltà. Lorenzoni, mi rispondete alla domanda perché siamo in chiusura. La domanda è per tutti.
questo momento difficilissimo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, se non si formerà un governo in tempi rapidi che accontenterà le esigenze del popolo italiano, non ha paura che arrivi un problema violento sociale, va bene come definizione? Sì. Perfetto. No, io ho fiducia nelle responsabilità dei cittadini e non credo che la soluzione possa venire da un'azione violenta. Ma non ha paura che possa accadere? No, perché ho fiducia nei cittadini. No, perché... deve aver fiducia nelle istituzioni che pagano i cittadini, allora non succederà. Ma il problema è solo pagare. Il problema è creare soddisfare le esigenze. Ma no, dobbiamo superare questa cosa. Ormai non è uno dare... che ha lo stipendio sicuro la supera, uno che non ce l'ha un po' più. No, io l'ho detto che sullo stipendio sicuro io sono d'accordo. No, lei, generale... No, ma io sono d'accordo che chi ha lo stipendio fisso possa dare una parte a chi non ha reddito. Ma sarebbe giustissimo, l'abbiamo proposto con colleghi dell'università a febbraio dell'anno scorso. Quindi su questo, guardi, sfondo una porta aperta. Ma voglio dire, dobbiamo lavorare per creare le condizioni per cui l'economia riparta a prescindere dal superamento del virus. Ma no, che non ho paura, perché la gente l'ha capito che la risposta non viene dalla reazione violenta. La paura che sta dicendo il direttore, la paura non è in quanto dagli imprenditori, no, sono dai nostri dipendenti, dai nostri collaboratori che si vedono sgretolare la loro impresa dove hanno creduto, si sono formati e non sanno se da aprile potranno ritornare in quel posto di lavoro. È lì la preoccupazione. Ma la condivido, è la grande ma la gente ha capito che la risposta non viene dalla risposta violenta, questa è l'unica cosa che dico. Non le sembra, Poi vi sono d'accordo con vediamo dopo. Per fare l'esempio, non le sembra che gli imprenditori che lavorano nella ristorazione, la settimana fa, 10 giorni fa, mi corregga se sbaglia qualche giorno, ha detto beh noi apriamo ugualmente, non ce ne frega un tubo. Anche questo è un problema sociale, tanto per capirci, perché non rispettano le regole dello Stato. E io le chiedo questo, se avete paura che scusi però Borile, non rispettano le regole dello Stato, ma lei va al mattino alle 6-7 a vedere gli autobus che vanno a Marghera, che sono folti così, e poi il ristorante che invece garantisce il distanziamento non può aprire. Hanno ragione anche a fare una protesta per il trasporto pubblico. Ma non hanno rispettato la regola. E lo Stato lo sta rispettando, la regione lo sta rispettando. Ho capito, io ho detto che però... Il trasporto pubblico è una cosa vergognosa. Chi ha fatto questo ha preso la multa. Chi ha fatto questo ha ragione o torto, ha preso la multa perché non ha rispettato le regole dello Stato. E lo Stato io posso dare ragione a lei, però non ha rispettato. Nei trasporti è un disastro. Io sto chiedendo, Morale, non avete paura che diventi un problema violento sociale? Questa è la domanda che voglio la risposta. Bea. Visto che il tema è stato trattato in maniera approfondita, io colgo l'occasione per prendere una sfaccettatura del problema sociale. Sì, c'è già un problema sociale, lo vediamo anche su un dato che è rimbalzato moltissimo sui social, su cui vorrei porre l'attenzione. Ricordiamoci che su 101.000 lavoratori che hanno perso il posto del lavoro, 99.000 sono donne. Questo è un grandissimo problema sociale, l'Italia ha un grandissimo problema di parità di genere e faccio un invito, perché mi ha fatto molto piacere discutere qui con voi oggi di tutte queste cose e necessità che deve affrontare il nostro Paese, però anche per affrontare le tematiche di genere che sono fondamentali e prioritarie in questo Paese, prossime volte magari provvediamo anche a invitare una donna, una ragazza. Intendiamo tutte e due le parti, quando intendiamo lavoro intendiamo tutte e due, uomo, donna. Certamente, però io penso che per far emergere questo genere di tematiche sia giusto dare un protagonismo. Sì. Ho capito. Scopelliti, secondo lei? Secondo me non c'è un problema sociale, primo. Secondo, siccome io sono un inguaribile ottimista, come ho detto prima, secondo me a giugno, entro giugno, se ci diamo veramente da fare e se parte bene Draghi, siamo tutti vaccinati. E se siamo tutti vaccinati, riparte il commercio, ripartono i ristoranti e va tutto bene. Maurizio Conte. È impossibile. Il problema sociale, cioè nel senso dello scontro sociale, assolutamente, sicuramente non lo provocherà chi socialmente è debole e in difficoltà. La paura mia è che lo scontro sociale possa essere creato in questi momenti dove la politica non regge e non è in grado appunto di amministrare questo Paese da parte di certe situazioni che abbiamo visto nel passato, quel terrorismo che potrebbe sicuramente infiltrarsi su una situazione sociale debole e che potrebbe invece essere elemento dovuto appunto a una mancanza di politica. Tutti i soldi che arriveranno poi sarà da parlarne anche sotto pensa alla mafia. Sotto problema la mafia. Veda lei, prego. I soldi che arriveranno, dice lei. No, mi dica se è un problema sociale. No, è un problema sociale sicuramente, ma allora c'è un fatto di emergenza, di attuale emergenza,
che non ha trovato, come è stato detto, perché i contatti che ho mi confermano quello che dice il Presidente dell'associazione, o non sono state date a una fetta non banale di persone, o sono state date in grave ritardo, per cui sono irrilevanti sul piano dell'ecosistema. Il governo deve fare rapidamente? Assolutamente, per l'emergenza, ma il problema che mi preoccupa è la prospettiva, perché quei soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, intanto arrivano se i piani sono approvati e se sono anche credibili, e poi devono essere programmata la spesa entro il 2022 e spesa effettivamente, cioè erogata entro il 2023. Chiedo, c'è una struttura, un apparato burocratico, ministeriale, organizzativo in Italia in grado di erogare? No, il problema in Italia è l'Italia, questo è il punto. Non ne veniamo fuori. Vabbè, non ne veniamo fuori. Neanche in Veneto però, spendiamo solo il 56% dei fondi europei. Bertin. Anche in Veneto? Quindi siamo d'accordo. Diventerà, secondo lei, oppure no? Ci auguriamo tutti noi che non diventi un problema violento sociale. Allora, io non me lo auguro assolutamente che diventi un problema sociale pericoloso, perché penso che prevalga anche il buonsenso di capire che siamo su una pandemia, però siamo in grave rischio e pericolo di questa situazione. Che succeda? Mason, secondo lei? Allora, due considerazioni velocissime. Primo, non sono solo le donne, confermo che sono le donne le più colpite insieme con giovani, sud e occupati indipendenti. Queste sono le 4 categorie, non a rischio, a certezza di grave crisi. Secondo, la crisi sociale nel senso di ordine pubblico, nel senso di sì, è vero, il pericolo c'è, chi è nel mondo delle imprese, delle piccole imprese, piccoli imprenditori, sa che la rabbia, uso il termine non a caso, la rabbia è ormai a un livello di guardia, ma quello che mi preoccupa è che quello che normalmente fungeva da corpo intermedio, da canalizzatore della protesta, della rabbia, oggi è in difficoltà. Parlo della classe dirigente, che non è solo la politica, ma è anche la capacità di rappresentare delle associazioni, e anche la capacità di un gruppo dirigente che sappia orientare e quindi mediare sulle situazioni difficilissime. Allora il governo dovrà affrontare, abbiamo detto 3 cose importanti, il futuro governo, il prossimo governo, sotto il profilo ovviamente economico, sotto un profilo di posti di lavoro e di tant'altro, economico, e sotto un profilo sanitario. Il profilo sanitario, che se non abbiamo avuto il tempo per parlarne perché ci vorrebbe, però noi avevamo preparato un filmato, lo dico a voi qui in studio e anche a chi ci sta ascoltando da casa, che spiega questo vaccino come funziona, perché tanti hanno paura, tanti non sanno come funziona. Noi con questo filmato cerchiamo di spiegare come funziona il vaccino, che dovrebbe risolvere i problemi dell'intero mondo. Vediamo. In molti si sono chiesti come funzioni il nuovo vaccino per il SARS-CoV-2, come abbiano fatto a trovarlo così rapidamente e se possa modificare il nostro DNA. Come funziona il vaccino per il virus SARS-CoV-2? Questo è il virus, il SARS-CoV-2, un involucro proteico circondato da una corona di spine chiamati spike, da cui il nome coronavirus. Al suo interno si trova il suo RNA, il suo materiale genetico, che potremmo definire il suo libretto di istruzioni. Nell'RNA c'è scritto come è fatto ogni pezzetto del virus, come è fatto il suo involucro, le spine, la corona, eccetera. Il virus per sopravvivere vuole riprodursi, ma per farlo deve attaccarsi alle nostre cellule e sfruttarne una parte specifica, i ribosomi. Ecco la nostra cellula. Al suo interno ci sono tantissime cose. L'apparato di Golgi, i lisosomi, il reticolo endoplasmatico. Ma ora a noi interessano i ribosomi, che hanno la capacità di riprodurre le informazioni dell'RNA. I ribosomi sono come una stampante che legge le informazioni che gli arrivano e le stampa più e più volte. Ma come avviene l'infezione? Nel caso del SARS-CoV-2 il virus viaggia verso la nostra cellula, trova un recettore a cui aggrapparsi con i suoi spike e una volta attaccato rilascia dentro la cellula il materiale genetico. Il ribosoma esegue il suo compito, legge il materiale genetico del virus e lo riproduce. Questo nuovo virus, questi figli, escono dalla cellula, ne trovano un'altra e ricominciano tutto il processo dall'inizio.
Se i nostri anticorpi sono più veloci del virus e lo uccidono velocemente, noi guariamo. Se invece sono più lenti e non riescono a tenerlo a bada, i sintomi si complicano fino a portare alla morte. Chi ha prodotto il vaccino che cosa si è inventato? Prendendo l'RNA del virus si è scoperto che una piccola parte di esso va a produrre gli spike, le spine della corona. Soltanto le spine. Hanno dunque preso solo questa parte, l'hanno inserita all'interno delle siringhe insieme ad acqua, zuccheri, sali e dei lipidi. Ma allora come funziona il vaccino? Con il vaccino viene inoculato solo questo pezzetto di RNA contenente le istruzioni per le spine. Questo raggiunge il nostro ribosoma che automaticamente lo legge e lo riproduce. Il ribosoma riproduce solo le spine che sono innocue senza tutto il resto del virus. A questo Abbiamo spiegato in maniera molto chiara come funziona il vaccino. Per chi ne avesse dubbi lo metteremo nel nostro ovviamente sito, in modo che chi vuole guardarlo, in modo che comprenda chiaramente, credo sia stato molto chiaro come esempio di come funziona tutto questo virus per quanto riguarda cioè il vaccino per quanto riguarda questo virus davvero che ha distrutto un mondo intero. Va bene, è stata una bella puntata, sperando sia stata produttiva, che i nostri telespettatori abbiano capito qualcosa, anche se abbiamo fatto un po' di voce alta, però succede anche nelle discussioni politiche. L'importante è che poi si risolve il problema. Quindi ringrazio Arturo Lorenzoni, grazie a Pietro Bern, grazie che non l'ho mai visto così felice Scopelliti, però lo saluto sempre molto volentieri, guardate che sorriso a 88 denti che ha. Grazie anche a Maurizio Conte, grazie ad Alessio Morosini, grazie a Patrizio Bertin e grazie anche al segretario della CGA Renato Mason Collegato, grazie di aver essere con noi, come sempre molto disponibile visto l'orario. Saluto Malika, saluto anche Dennis in redazione. Grazie, una buona serata anche da parte mia. Ecco, invece vi do appuntamento domani 12:15, l'informazione di TV7 con i collegamenti con Marghera per sentire le ultime dal Presidente Zaia e poi quello che succederà a Roma per quanto riguarda la crescita, la nascita di questo nuovo governo. Buonanotte e in bocca al lupo a tutti.